Un buon pomeriggio dalla redazione di Telecara, ben ritrovati a TG Nord-Est ore 15, come ogni giorno. Prima delle notizie della giornata appunto vi presento il nostro ospite che è venuto a farci visita. Oggi abbiamo un giovane scrittore di origine veneta, Carlo Melina, che però da un po' di tempo, se non sbaglio, abita nella capitale. Sì, abito a Roma, ora sono ritornato a Padova, comunque intrattengo ancora rapporti con Roma. Allora, un libro interessante, un'opera interessante, Carlo, che si intitola come? Vita da preti, grazie per l'interessante, è una raccolta di testimonianze di vita sacerdotale che racconta la quotidianità dei sacerdoti. E quanti sacerdoti intervistati? 12 sacerdoti, 11 con nome e cognome e un innominato che poi forse si può intuire chi è. Ah, ho capito, quindi chiediamo ai nostri telespettatori di rimanere con noi, tra un pochino parleremo di questa opera interessante. Opera prima, Carlo? Opera prima pubblicata. Opera prima pubblicata, ma è giusto sottolinearlo. Intanto continuiamo, ti chiedo di attendere qualche minuto, come chiedo di attendere ai nostri telespettatori. Cominciamo invece a dare un'occhiata alle notizie di oggi a partire dalla cronaca. Feste e concerti a base di musica ma anche di droga. Era una banda davvero ben organizzata, quella sgominata dal nucleo polizia tributaria di Verona, che ha intercettato un traffico internazionale di stupefacenti, arrestando in 9 regioni 22 persone, sequestrando oltre 2 quintali di droga. Oltre 100 militari delle Fiamme Gialle stanno operando tra Verona, Bologna, Livorno, Como, Varese, Padova, Genova, Roma, Lecce, Perugia e Grosseto. Lo spaccio al dettaglio della droga avveniva soprattutto nel corso di feste a base di musica afro e reggae organizzate in vari comuni italiani. Per comunicare tra loro, i trafficanti usavano termini e linguaggi chiaramente riferiti a questo tipo di musica. Ben organizzato anche il vertice dell'organizzazione, dove ognuno aveva compiti precisi. C'era chi si occupava del rapporto con l'estero, altri del traffico in Italia, altri ancora dell'organizzazione di eventi musicali. E un incendio di vaste proporzioni ha distrutto un'azienda di verniciature per parti di aerei, l'Italsaver di Viale dell'Industria a Marcon, siamo nel veneziano. Secondo quanto si è appreso non ci sono persone coinvolte, ma l'incendio, di cui non si conosce al momento l'origine, ma che è scoppiato davvero una manciata di minuti fa, sarebbe scoppiato durante la pausa pranzo. Sul posto sono intervenute 9 squadre dei Vigili del Fuoco di Venezia. Maggiori informazioni nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Continuiamo ancora con la cronaca. Un'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga fra Veneto e Friuli Venezia Giulia è stata stroncata dalla polizia all'alba nell'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste e dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga della Polizia di Stato e gli uomini delle squadre mobili di almeno 4 province, che hanno fatto 10 perquisizioni e sequestrato 40 grammi di hashish e 5 di cocaina. Ma al di là del quantitativo di droga sequestrata, le persone arrestate sono tutte cittadini marocchini, nei riguardi dei quali sono state eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere. Sono accusati di aver costituito o partecipato, con ruoli e gerarchie e responsabilità precise e consolidate, a un'organizzazione criminale che con il tempo aveva acquisito un ruolo di primissimo piano nel mercato degli stupefacenti a Trieste, soprattutto lungo la costa isontina. E un malore forse provocato dal caldo ha ucciso un 56enne a Colle Umberto, siamo nel Trevigiano. L'uomo è stato trovato morto poco prima delle 2 di questa mattina dai vigili del fuoco, che sono intervenuti in un appartamento dopo che i parenti della vittima avevano segnalato che da alcuni giorni non avevano avuto più sue notizie. Il medico ha imputato il decesso ad un malore forse causato appunto dal gran caldo di questi giorni e anche il fatto che l'uomo soffriva di problemi di respirazione ed era sovrappeso. La morte, stando ad un primo accertamento, sarebbe avvenuta 3 giorni fa. E nonostante la dura recessione economica, la povertà in Italia non subisce un aumento nel corso del 2009, ma ad essere colpiti sono i giovani, il sud e le famiglie operaie. Lo dice il rapporto dell'Istat pubblicato oggi, aggiungendo che le famiglie in condizioni di povertà relativa sono 2.657.000, vale a dire quasi 8 milioni di individui poveri che vivono con un reddito di circa 980 euro mensili. Famiglie meno poveri, se a capo c'è un lavoratore, mentre si mantiene praticamente invariata la distanza tra nord e sud del paese. Nel nord il 4,8% delle famiglie è in condizioni di povertà relativa, mentre nel sud questa percentuale arriva addirittura al 22%. L'Istat rileva inoltre come la povertà cresca al diminuire del titolo di studio o all'aumentare dell'ampiezza della famiglia, aggiungendo che il 7,5% delle famiglie italiane sono quasi povere.
E 1 migliaio di coltivatori della Coldiretti hanno manifestato a Fanna, siamo nel Pordenonese, nei pressi di un campo dove potrebbe essere stato seminato mais OGM. Il terreno è stato presidiato dalle forze dell'ordine, i manifestanti si sono radunati nel campo sportivo del paese a circa 300 metri dal luogo dove sarebbe avvenuta la semina OGM per iniziativa, almeno secondo quanto reso noto dall'associazione stessa, da esponenti di quest'ultima associazione favorevoli all'uso di semi OGM. Con la manifestazione di oggi la Coldiretti chiede il rispetto della legge italiana che vieta la semina di piante OGM e la difesa delle proprie coltivazioni biologiche. E l'Ordine dei giornalisti del Veneto ha scritto al Vice Ministro con delega alle comunicazioni Paolo Romani e al Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esprimendo preoccupazione di fronte al Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze per il Digitale Terrestre approvato il 3 giugno 2010. Piano, è detto in una nota, che privilegia l'emittenza nazionale a scapito delle televisioni locali e in contrasto con quanto previsto dalla legge non garantirebbe all'emittenza locale la quota prevista dalle frequenze pari ad 1/3 di quelle disponibili. Il piano di assegnazione, così come ipotizzato dall'Agicom, è detto ancora, mette gravemente a rischio innanzitutto il pluralismo dell'informazione del Veneto e il diritto dei cittadini ad essere informati in maniera completa, nonché la sopravvivenza chiaramente di numerose aziende editoriali. Per tale ragione l'Ordine dei giornalisti ha sollecitato una revisione del piano che nel rispetto della legge appunto tenga conto delle esigenze della realtà televisiva locale. Da sabato 17 luglio via i saldi estivi anche in Veneto. Nella provincia di Padova i cacciatori d'affari spenderanno circa 52 milioni di euro, 3 milioni in meno del 2009. Delle circa 300.000 famiglie padovane, non meno dell'80% effettuerà un acquisto in saldo e ognuna di queste famiglie spenderà circa in media 250 euro. Saranno 1.500 i negozi che effettueranno i saldi dal 17 luglio al 31 agosto e i commercianti si aspettano un rilancio delle vendite, i consumatori si aspettano grandi occasioni dal momento che ormai proprio i saldi sono diventati un metodo di vendita e di acquisto. Nella provincia padovana in modo particolare ormai è un dato consolidato che il 40% delle vendite del settore della moda avviene proprio durante i saldi estivi ed invernali. Ed è partita la macchina organizzativa per l'edizione 2010 di quello che ormai è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, il lungomare delle Stelle a Jesolo, l'iniziativa che vede ogni anno appunto il comune della costa veneziana intitolare un tratto del lungomare ad un personaggio del cinema, dello spettacolo, della cultura o dello sport, ma quest'anno si cambia. Dopo aver seguito prevalentemente il filone dello spettacolo nelle sue varie forme, con vie intitolate ad Alberto Sordi, Mike Bongiorno, Katia Ricciarelli, solo per fare qualche esempio, Jesolo ha scelto di optare per una stella del firmamento scientifico, valutando nomi tra coloro che hanno dato un contributo alla ricerca. In tale senso la rosa interessa un gruppo di noti scienziati e ricercatori italiani di fama internazionale. Entro il 2 agosto, data scelta appunto per l'intitolazione ufficiale, sarà reso noto appunto il nome della nuova stella. E rimaniamo sempre a Jesolo, boom di presenze per la 13ª edizione del Festival delle Sculture di Sabbia di Jesolo, appunto, che quest'anno è dedicato alla favola di Pinocchio. L'esposizione, inaugurata il 29 maggio, resterà aperta al pubblico fino al 1 agosto. Vediamo Luisa Bertini. C'era una volta un re, no, un pezzo di legno. Hanno già superato quota 26.000 i visitatori della 13ª edizione del Festival delle Sculture di Sabbia di Jesolo. Ed ecco come è stata reinterpretata la favola del burattino più famoso del mondo, Pinocchio, che questa volta non è di legno ma di sabbia. Guardate insieme a noi le meravigliose sculture appunto di sabbia realizzate da 18 artisti provenienti dal territorio internazionale. Coordinati dal direttore artistico Richard Varano, che dal 1998 segue il festival della città, hanno dato forma alle avventure del burattino nato dalla fantasia di Collodi. Un percorso emozionante attraverso i momenti salienti della favola. Il visitatore ripercorre le fasi della vita del piccolo e capriccioso burattino, dalla sua creazione ad opera di Mastro Geppetto all'incontro con il gatto e la volpe, al temibile Mangiafuoco, alla fata turchina, il paese dei balocchi, l'amicizia con Lucignolo, al terribile pesce cane. Luoghi fantastici che alimentano il mistero legato alla fiaba, che culmina con la poesia del caldo abbraccio di sabbia tra papà e figlio.
Dalla fantasia alla realtà, quella dei ritratti di 12 pastori moderni, operata da Carlo Mellina, il nostro scrittore di oggi, che ci presenta appunto il suo libro Vite da preti. Carlo, di nuovo buongiorno. Innanzitutto, come mai quest'idea? Dici che ho sbagliato, potevo risparmiare. No, una persona giovane interessata, diciamo, alla vita di persone consacrate forse non è così comune. Come mai? Basta andare in libreria nel reparto religione di ogni libreria ci sono circa 10 titoli che parlano di sacerdoti, metà scritti da sacerdoti che parlano male di altri sacerdoti, metà scritti da laici che parlano male della gerarchia. Sono tutti testi a tesi, la tesi è dileggiare, infamare, eccetera. Io ho pensato di raccontare semplicemente, non avendo grandi cognizioni ecclesiali o religiose, semplicemente quelle di un cristiano più o meno buono, di raccontare la quotidianità dei preti la mattina quando si alzano, cosa fanno, che problemi hanno, che rapporti hanno con l'autorità, questioni dell'obbedienza, eccetera. Un viaggio attraverso la loro fede, la loro vita, oltre che la loro fede. Vita, soprattutto, sì, la loro vita. Diciamo che in questo sono stato un po' aiutato da una frequentazione a un parente che mi ha ospitato per alcuni mesi in Vaticano, e da lì, diciamo, ho avuto un punto di osservazione più così privilegiato, ecco, rispetto a quello dei miei coetanei. Però all'interno della dozzina, appunto, di questi pastori che hai intervistato, insomma, ci sono pastori di tutta Italia. Sì, ci sono pastori di tutta Italia, ovviamente alcuni li conoscevo io, erano personaggi che più o meno avevo incontrato nella mia vita, qualcuno mi è stato appunto segnalato da qualche fidato consigliere, che poi è questo innominato che compare ogni insomma, tanto. C'è un mistero, libro, sì. 11 pastori sono rivelati, il 12esimo insomma non c'è dato, però insomma abbiamo capito che è la persona che ti ha aiutato. Chi sono queste 12 persone, questi 12 uomini prima che preti che hai intervistato? Sono uomini che sono più o meno diversi tra di loro, sia come, diciamo, bagaglio culturale, che come temperamento, che come attitudine anche nei confronti della fede. Ci sono esponenti dell'alto clero e del basso clero, preti regolari, quindi monaci piuttosto che francescani, eccetera, e poi ci sono preti del clero secolare, dal parrocchetto di campagna di Portoviro, per esempio, visto che siamo a Telechiara, quindi trasmettiamo a nord-est, a il vescovo di Cosenza, arcivescovo Nunnari, preti che raccontano, diciamo, la loro quotidianità. Ecco, una delle cose che è emersa secondo me particolarmente e che unisce un po' tutti questi sacerdoti è la solitudine del sacerdote oggi, nel senso che una volta c'erano molti più sacerdoti e comunque il rapporto tra di loro aiutava anche nello svolgimento del loro ministero, li aiutava nello svolgimento del loro ministero. Ora i sacerdoti sono meno e soprattutto sono soli, hanno meno potere nella società, sono attaccati da più parti e nella loro solitudine rischiano di prendere delle strade anche un po' personalistiche, poi con risultati come, vabbè, insomma, ne abbiamo visti anche qui in provincia di Padova. Ma questo secondo te, secondo l'analisi che hai avuto la fortuna e anche l'intelligenza insomma, di fare, è dovuto più appunto alla situazione del clero o anche magari poi già dei fedeli? Perché un prete è sostenuto non solo dai suoi colleghi ma soprattutto chiaramente dalla comunità. Oddio, non so se veramente il prete sia sostenuto dalla comunità, ovviamente il prete è accerchiato. Dovrebbe essere reciproco, insomma, dovrebbe essere un rapporto reciproco. Io credo questo, la gerarchia ecclesiastica non serve esclusivamente a dividere i compiti e a dare ordini, è anche un modo per, come dire, tenere dei rapporti tra vari sacerdoti. Quando un sacerdote rifiuta la gerarchia, inevitabilmente, secondo me, rifiuta anche tutta quella serie di relazioni che lo tengono vicino a quella che è la vera fede, che è la fede del magistero, e questo è un aspetto. Poi c'è un altro aspetto, l'accerchiamento giornalistico. Scandali vari, pedofilia, eccetera, eccetera, è ovvio, è oltremodo evidente che la figura del prete è, come dire, svalutata sui giornali, sui media, no? Un po' sotto assedio, come in realtà qualsiasi figura, forse c'è anche un giornalismo aggressivo in questo senso. Sì, tornando al discorso di prima, basta guardare i titoli che ci sono in libreria, a parte il mio, insomma, sulla questione del sacerdozio. Poi è anche vero che ovviamente i fedeli, un po' distratti dalle questioni appunto sollevate dai giornali, un po' perché è così, è nello spirito del tempo che la gente si distacchi un po' dalla Chiesa, sì, certo, il sacerdote è solo. Ci sono, tra queste 12 vite, ce n'è qualcuna che ti ha colpito in modo particolare o ognuna è singolare, presa per se stessa? Ognuna è singolare, diciamo che io ero particolarmente appassionato dei sacerdoti più tradizionalisti, ce n'è uno di Verona che racconto volentieri, anche se poi il primo che ho inserito, il primo sacerdote raccontato,
presentato è un parroco semplicissimo, questo qui proprio di Portoviro, che non ha, diciamo, tutti i crismi per starmi immediatamente simpatico, nel senso che quando l'ho incontrato la prima volta si è presentato in bermuda e maglietta, sudatissimo, molto grasso, insomma, però è uno veramente molto attivo che vive il sacerdozio come una vera missione nel piccolo dell'Oratorio San Giusto, che è comunque un grande centro di aggregazione per i giovani di Portoviro, però che è comunque un piccolo centro, una piccola missione che però dà grandi frutti. Una curiosità invece su come hai proprio redatto alla fine il tuo libro. Per quanto tempo hai avuto opportunità di parlare con ognuna di queste singole vite? Ti hanno concesso un'intervista, non lo so, una chiacchierata per un giorno? Hai seguito da vicino la loro vita per un certo periodo di tempo? Spiegaci un po'. Alcuni sacerdoti li conoscevo da anni e quindi ho ripercorso, diciamo, un po' la loro vita, eccetera. Poi ovviamente, per esempio, c'è un esorcista, ex esorcista, che lavorava con padre Gabriele Amort di Roma, che ha 93 anni, è canonico a San Giovanni in Laterano. Lì, insomma, è già stato una grazia riuscire ad avere quella mattinata di intervista. Ecco, poi magari ho raccolto testimonianze da amici o da gente che viveva vicino a lui e mi sono fatto raccontare, ecco. Insomma, alla fine di questa esperienza letteraria e umana e anche probabilmente di fede, suppongo, che cosa ti è rimasto? Mi è rimasto un bel libro, mi è rimasto il desiderio di scriverne altri e credo di non occuparmi più del sacerdozio, perché credo di aver già dato abbastanza in questo argomento. Hai già progetti? Vuoi anticiparci? Non li anticipo. Allora, informazione tecnica invece per i nostri telespettatori: dove possono trovare il tuo libro, quanto costa, insomma, come fare per ottenerlo? Costa 14,50 €, che non è poco ma neanche tantissimo, si trova in tutte le librerie d'Italia. Editore? Vallecchi. Vallecchi, perfetto. Carlo, io ti ringrazio, in bocca al lupo per le tue prossime attività. Il nostro tempo purtroppo è finito, ringrazio quindi anche i nostri telespettatori che ci hanno seguito. Ricordiamo ancora un'ultima volta il libro che abbiamo presentato oggi, anche il suo autore Carlo Melina, Vite da preti, della Vallecchi, 14,50 €. E che dire, grazie per averci seguito. Il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta dalla nostra redazione alle 16:30. Grazie ancora per averci seguito e a dopo.